amiche e amici dell'atletica. Tiziano Moia è l'ultimo atleta del Friuli Venezia Giulia che è entrato nella nazionale italiana assoluta di corsa in montagna. Analisi e considerazioni sul debutto, prossimi obiettivi e sogni da realizzare. Chi sono gli atleti regionali che hanno partecipato prima di lui a mondiali o europei della disciplina? Il servizio. Come già riferito nei giorni scorsi, per Tiziano Moia c'è stato il battesimo azzurro ai campionati mondiali di corsa in montagna di Innsbruck-Stubai in Austria, dove si è piazzato 30°. Nella gara in salita il keniano Kipgeno ha trionfato per il secondo anno consecutivo e l'Africa ha ormai preso il sopravvento sulle scuole europee. Primo il Kenya e seconda l'Uganda. L'Italia ha chiuso sesta. Le giornate no possono capitare, aveva detto lo scalatore di Venzone, ma in certe occasioni fanno molto male. Lo abbiamo incontrato al termine della staffetta L'Ora delle Mummie per ricordare quell'esperienza, ma anche per sentire i suoi programmi più imminenti e importanti. Sentiamo. Un mondiale che hai fatto, a nostro avviso, il tuo dovere perfettamente, ma mi dicevi che l'emozione ti ha tradito un poco, ti ha tagliato le gambe. Secondo me sì, perché la mia idea, anche guardando i risultati post, era di avere nelle gambe una top 15, diciamo, quindi 1 minuto e mezzo in meno di quello che ho fatto. E secondo me appunto lì la tensione di un mondiale, che comunque è una gara che è diversa da qualsiasi altra gara che puoi fare anche internazionale, ma senza la maglia azzurra addosso, lì mi ha giocato un brutto scherzo secondo me. Ecco, l'esperienza comunque ti servirà, perché tu non sei più giovanissimo e ti deve essere data un'altra occasione che tu sicuramente cercherai. No, io sicuramente la cercherò, se sarò in grado di ottenerla sarò felice di averla e metterò a frutto quello che ho imparato da questa esperienza qua. Probabilmente, parlando, si capiscono certe cose. La convocazione è stata in forse fino praticamente alla vigilia, quindi la tua tensione forse è stata anche quella di sapere o non sapere se c'eri o no. Sì, io dopo la gara di selezione del 1° maggio ero in forse su andare o non andare al mondiale. Ho continuato comunque ad allenarmi mettendocela tutta nella speranza di andare. Sicuramente un po' di tensione, visto che non sapevo se sarei andato o no, l'ho patita. Poi in gara, poi ancora peggio, l'ho patita in la via con l'ambiente che si è creato del mondiale, perché ti mette una tensione incredibile. È un evento bellissimo, con un'esperienza bellissima, però secondo me, specialmente la prima volta, ti mette addosso tanta tensione. Il tuo modo di correre, i tuoi risultati sono professionistici, ma tu lavori, sei un dilettante. No, io ho lavorato fino all'anno scorso e poi per andare in Pakistan mi sono licenziato e adesso sono a fare l'università a Gemona Scienze Motorie. Quindi studi e continui anche ad allenarti. Una seduta al giorno? 1 o 2, dipende, sì. Dipende dal lavoro che ti sei programmato. Ti alleni da solo? Di solito gran parte degli allenamenti li faccio da solo, però specie il fine settimana o quando comunque siamo a casa in vacanza tendo ad andare in giro soprattutto con Giulio Simonetti o con gli altri o altri amici dell'Aldo Moro come Niccolò, Francescatto o Michael Galassi o anche Andrea Fadi. Ecco, Andrea Fadi, tutti questi amici che poi tu ritroverai o ti preparerai, perché Collina vi aspetta. Sì, quest'anno l'obiettivo, adesso che è passato il mondiale, l'obiettivo principale per me diventa la staffetta 3 rifugi, per tentare di fare la tripletta, vincere per la 3ª volta. Poi di mezzo avrò altre 2 gare importanti, che sono una al Pizztria Malonno, il Vertical, e un'altra la gara sul Grossglockner. Però per me la 3 rifugi è qualcosa di speciale, quindi ci tengo soprattutto a quella lì. Prima di Moia, altri talenti importanti del Friuli Venezia Giulia hanno scritto pagine importanti nel libro dei mondiali ed europei della corsa in montagna. E allora riavvolgiamo il nastro per ricordare quelli che sono stati i nostri specialisti, juniores e assoluti, che hanno vestito la maglia azzurra in queste rassegne.
La paluzzana Manuela Di Centa non è stata soltanto la bicampionessa olimpica di sci di fondo, ma anche una formidabile atleta che durante il periodo estivo si preparava praticando ski roll e corsa in montagna. Grazie alla sua classe immensa, abbinata a un impegno fuori dal comune, raccolse un bronzo individuale, 1989 mondiali Didier El Chatillon en Dios in Francia, e nel 1991 a Zermatt in Austria arrivò per lei un argento individuale e un bronzo a squadre a decorare una bacheca che di lì a poco si sarebbe riempita dalle 7 medaglie olimpiche nello sci di fondo tra Albertville 92, bronzo in staffetta, Lillehammer 94, 2 oro, 2 argento, un bronzo in staffetta e Nagano 98, bronzo in staffetta. Il cordenonese Galdino Pilotto, lindo piccinato, nel 1994 a Berchtesgaden in Germania fu quinto e primo della nostra nazionale. L'Italia con lui conquistò l'oro a squadre. L'anno dopo corse gli europei di Valleyragou in Francia e arrivò un altro oro a squadre. Nel 1995 ai mondiali scozzesi di Edimburgo, Gino Caneva di Collina di Forni a Voltri, Tesserato, Aldro Paluzza, fu 16° e l'Italia a squadre d'oro. Nel 1996 a Lamberie in Galles, campionati europei, vinse l'argento a squadre e nel 99 ai mondiali di Monte Kinabalu Park in Malesia, Caneva fece ancora meglio. Alle spalle del nostro scalatore più grande di sempre, Marco De Gasperi, terminò terzo e l'Italia dominò ancora la classifica a squadre. Sempre in quel magico 1999 l'udinese Daniela Spilotti, Olindo Piccinato Bruniera, fu bronzo a squadre agli europei di Bad Kleikirchheim in Austria e nel 2001 ai mondiali di Arta Terme colse la 20ª piazza e l'oro a squadre dell'Italia rosa. L'udinese Stefano Scaini, atletica bruniera dall'Agnese, si aggiudicò 2 titoli iridati consecutivi negli juniores, nel 2001 ad Arta Terme e nel 2002 a Innsbruck. Atleta eclettico che sapeva destreggiarsi bene su tutte le distanze e terreni, è ricordato anche per la medaglia di bronzo ai campionati europei di cross a Thun nel 2001, alle spalle dell'ucraino Vasily Maticiuk e del fenomenale britannico di origini somale Mo Farah, 4 ori olimpici tra i 5 e i 10.000 metri, da Londra 2012 a Rio 2016. E ancora l'udinese Isadora Castellani, atletica bruniera, juniores azzurra nel 2004 ai mondiali in Alta Val di Susa, dove si classificò 15ª e con l'Italia ottenne il 4º posto a squadre. L'anno successivo a Wellington in Gran Bretagna terminò 14ª e l'Italia a squadre arrivò 6ª. Nel 2006 ai mondiali di Bursa Uludağ in Turchia, Lavinia Garibaldi concluse al 28º posto nella prova Under 20, con l'Italia a un passo dal podio, quarta. Nella rassegna continentale del 2009 a Telfes in Austria, il triestino Riccardo Sterni, Marathon Trieste, fu campione del mondo a squadre. Ma c'è anche una lunga schiera di atleti regionali che, pur non avendo partecipato a mondiali ed europei, hanno indossato l'azzurro nazionale, e non parliamo dei master, altrimenti avremmo dovuto riservare a questa carrellata diverse puntate. Da questi ragazzi e ragazze, che ormai non sono più tali, può arrivare per Moia lo stimolo giusto per traguardi sempre più stimolanti. La stagione è ancora lunga e molte soddisfazioni possono attenderlo al culmine di ogni salita. Venerdì 14 luglio si terrà a Lignano Sabbiadoro il 34esimo meeting Sport e Solidarietà organizzato dalla Nuova Atletica dal Friuli. Martedì 4 luglio alle 11 in Sala Pasolini, nel Palazzo della Regione di Udine, si terrà la conferenza stampa di presentazione di una edizione che si annuncia stellare. Il presidente Giorgio Dannisi ricorda l'evento dagli albori in poi, i campioni olimpici e mondiali che hanno calcato pista e pedane del Teghil, le prime aperture al mondo della disabilità, ai giovani e alla scuola, la collaborazione con gli atleti giamaicani e molto altro ancora. Un vulcano di idee da ascoltare. E allora ascoltiamolo. Giorgio Dannisi, presidente di Sport e Solidarietà, atletica nel sangue e nelle vene, 34 anni, non ti fanno pensare a qualcosa?
Siamo abituati, visto che quest'anno è il 50° anno della nuova atletica dal Friuli che compiamo, per cui siamo temprati. Sì, è dal 1990 che andiamo avanti e siamo ancora qui tutti pieni di entusiasmo, perché evidentemente abbiamo dato un'impronta a questo evento significativa, perché oltre che sport ad altissimo livello abbiamo creato questa contaminazione con la disabilità fin dalla prima edizione, i primi al mondo allora eravamo, abbiamo fatto scuola e adesso siamo contenti che vediamo tantissimi esempi anche a livello internazionale che vanno avanti dando visibilità anche alla disabilità. Abbiamo fatto correre Fraser, Thompson, atlete di questo calibro insieme con i disabili, oltre a gareggiare e a detenere tra l'altro loro il record dei 100 metri del nostro meeting, ma i record sono tanti e sono anche di livello altissimo. Quest'anno, grazie al nostro direttore sportivo Stefano Scaini, che si dà un grande affare, avremo sicuramente uno staff di atleti di primissimo livello per mantenere lo standard che ormai ci viene riconosciuto e che ci connota. A livello regionale siamo fra gli eventi massimi in assoluto, diciamo al pari della gara ciclistica del Giro d'Italia, potremmo dire, nell'ambito dell'atletica naturalmente in assoluto, e siamo nel circuito europeo di questi eventi, per cui diciamo abbiamo i riconoscimenti che ci meritiamo e speriamo di tenere testa ulteriormente anche di qui al prossimo futuro. Insomma, abbiamo una salutare ambizione di portare avanti questi eventi, questo evento che fa un po' da traino anche ad altri, perché noi non ci fermiamo qui, facciamo anche tantissime iniziative durante l'anno, coinvolgiamo il mondo dei giovani, la scuola. Tra l'altro c'è il pre-meeting che è caricatissimo con 500-600 giovani e non solo giovani, dando spazio quindi anche all'atletica regionale, e quindi siamo contenti e ringraziamo le istituzioni, gli sponsor e tutti coloro che ci sostengono, e anche l'oltre centinaio di collaboratori che ci affiancano, tanti volontari, le associazioni, perché condividono questo nostro progetto. Siamo partiti dallo stadio Friuli, perché 90, 91, 92 e 93 il meeting è stato fatto allo stadio Friuli, e dal 94 ci siamo spostati a Lignano, anche perché è una sede più consona sia per le dimensioni dello stadio e sia anche perché è una località balneare che ci ha ospitate fin da subito alla grande. Tra l'altro abbiamo avviato dal 2006 anche lo stage per i campioni mondiali, non solo giamaicani, che tuttora ogni estate vengono da noi in vista di tutti i meeting, campionati mondiali europei. Anche quest'anno avremo il clan ormai lo chiamiamo clan dei giamaicani, una trentina di loro che arriveranno ai primi di luglio, dopo aver fatto i loro trials. Alcuni di loro gareggeranno sicuramente e tutti si preparano per i mondiali di Budapest dell'agosto prossimo. Ed è tutto anche per questa puntata, arrivederci come sempre a lunedì e buona atletica a tutti.